Governatore Fedriga, lei oggi ha evidenziato che oggi riparte un collegamento utile per l'Europa, non solo per il Friuli Venezia Giulia e la Slovenia. Sì, le connessioni, la mobilità delle persone, la possibilità di andare da un punto all'altro con mezzi pubblici e poi in capitali europei, quali sono Trieste e Lubiana, è fondamentale per rapporti commerciali, per il turismo, per l'impresa. E quindi crediamo molto in iniziative di questo tipo che possano rimettere il Friuli Venezia Giulia al centro dell'Europa. Ricordo che il treno non soltanto si fermerà a Trieste ma andrà anche a Udine, quindi tutto il Friuli Venezia Giulia sarà collegato con Lubiana e siamo ottimisti in prospettiva di collegare la nostra regione con altri paesi, così da poter rendere tutto il trasporto anche in modo intermodale, dal treno all'aereo ai porti, così da poter permettere alle imprese di insediarsi in Friuli Venezia Giulia, collegarsi con gli altri paesi e poter crescere e offrire posti di lavoro. Assessore Pizzimenti, oggi riparte un collegamento che apre importanti prospettive anche dal punto di vista turistico e commerciale. Sì, in effetti oggi ripristiniamo un collegamento del 1847, ma al di là della data storica è importantissimo perché diamo sviluppo sicuramente al turismo, sicuramente al trasporto delle persone, ma sicuramente anche commerciale e industriale. Basti pensare che con questo treno noi riusciamo a collegare anche l'aeroporto di Trieste, quindi il Friuli Venezia Giulia, ma anche il porto di Monfalcone, quindi un obiettivo molto importante per lo sviluppo della nostra regione. Sottosegretario Siri, lei ha evidenziato che trasporti e comunicazioni sono elementi fondamentali per lo sviluppo economico dei territori. È così, assolutamente. Più siamo in grado di far viaggiare i passeggeri, merci, persone tra un confine e l'altro, più rafforziamo la capacità tra due nazioni, in questo caso come Italia e Slovenia, di poter creare valore, lavoro, economia. E questo è uno degli obiettivi di questo progetto importante. Il Presidente Fedriga ha sottolineato anche la valenza europea di questo collegamento. Assolutamente sì, del resto gran parte dei fondi arrivano dall'Unione Europea, che dimostra quando ci sono progetti concreti che valorizzano in particolare le linee guida, che sono quelle che arrivano dalla conferenza di Parigi, cioè spostare il più possibile da gomma a rotaia il trasporto di persone e merci. In questo caso si concretizza in modo positivo il rapporto tra gli Stati e la Comunità Europea.